Un antico proverbio afferma: in amore e in guerra non vi sono regole. E Shan Yu, l'antagonista del film di Mulan, prende tale monito alla lettera. Impegnato a invadere la Cina, non si fa nessun tipo di scrupolo pur di raggiungere il suo obiettivo di conquista totale, coadiuvato anche dal fatto che il suo aspetto incute per default un terrore estremo. Ed ora possiamo addentrarci a parlare di questo personaggio, veloci come è veloce il vento. Il 36esimo classico Disney ci trasporta nelle leggiadre, appassionanti e gloriose terre della Cina, minacciate da un'orda di implacabili unni, capeggiati dal villain di turno, ovvero il rocciosissimo Shan Yu, la risposta made in Cina della montagna di Game of Thrones. Malgrado questo essere gorilliforme, vestito di pelli e dallo sguardo che promette stragi, sia di sicuro di forte impatto scenico, la sua analisi non è molto semplice. Viene persino lecito chiedersi se il vero cattivo sia davvero lui, poiché a ben rifletterci Shan Yu non sta facendo qualcosa di così malvagio. Intendiamoci, non è carino invadere con orde di barbari un paese, distruggerne i villaggi, massacrarne le genti e così via, ma dopo tutto questo condottiero sta solo facendo ciò che qualunque suo pari all'epoca avrebbe realizzato. A voler essere puntigliosi, Shan Yu medesimo ci spiega proprio tramite le sue primissime battute che la messa in atto di quella che diventerà una vera e propria invasione è stata causata dall'edificazione da parte dell'imperatore della Grande Muraglia, fattore che Mister Fisico Bestiale ha preso come una sfida personale alla sua forza e che pertanto lo ha spinto all'azione. Imperatore, ma costruire un ristorante di specialità asiatiche non era meglio? Contrariamente a quanto accade nella maggioranza dei film Disney, a questo giro il cattivo non è molto presente. È quasi un mero pretesto per portare Mulan, ovvero la protagonista, a tutta una serie di scelte e cambiamenti per maturare la sua persona. Il vero antagonista della pellicola è di fatto la società medesima in cui la fanciulla viveva e alla quale non poteva adattarsi. Se Mulan fosse vissuta in un clima sereno, dove alla donna era riconosciuto il suo valore, senza essere ridotta a un mero oggetto incatenato a una ragnatela di regole, avrebbe avuto difficoltà a integrarsi? Assolutamente no, e pertanto non si sarebbe sentita inadeguata e fuori dai giochi. Ma prima di scagliarsi contro il patriarcato con torce e forconi, bisogna notare che essere un uomo in tale contesto non è che fosse poi quella vetta dorata. Rendeva forse accessibile qualche scelta in più, ma si restava sempre e comunque carne da cannone da mandare in prima linea in caso di guai, incastrati in rigidissimi dettami d'onore e sacrificio. Solo una legge malata e distorta avrebbe permesso al padre di Mulan, vecchio e ferito, di arruolarsi, elemento che di fatto ha indotto la figlia a sostituirsi a lui. Di nuovo, imperatore, usare soldati di professione? No? In tutto ciò, Shan Yu resta sullo sfondo, come un minaccioso e imminente uragano. Il suo odio e la sua rivalsa non vengono scagliati contro la protagonista, che di fatto neppure conosce e per la quale non avrebbe nutrito sentimenti diversi da quelli che avrebbe provato per una qualunque donna cinese. E la stessa Mulan non odiava Shan Yu per motivi personali, ma agiva solo mossa dal desiderio di salvare il padre. In altri film, il villain e il buono vengono quasi sempre messi in una posizione di contrasto che innescherà la loro lotta. Scar uccise il padre di Simba e attentò alla sua stessa vita. La regina era invidiosa della beltà di Biancaneve. Shere Khan voleva mettere in atto un omicidio preventivo per impedire a Mowgli di crescere e divenirgli superiore. C'è anche una certa dicotomia tra buono e cattivo, come se fossero due elementi di una stessa anima. Se paragonati alle loro controparti, molti villain risultano quasi speculari, con caratteristiche opposte e simili. Nel caso di Shan Yu, il vero contrasto non è con Mulan, ma con l'imperatore.
Sono loro quelli messi a confronto, tanto che possono essere visti come due elementi che compongono la natura umana. Da un lato l'imperatore, regale, civilizzato, saggio, che abita in una città e il cui agire è votato alla cultura, all'arte, all'intelligenza, simbolo quindi della raziocinio. A opporsi a lui Shan Yu, animalesco, espressione di forza bruta, che conduce una vita nomade, predominata dalla legge del più forte, testimoniata in parte dalle pelli che indossa, dal suo falco e dalla sua abilità a cavalcare, simbolo del cacciatore asiatico. Lui stesso ha fattezze che ricordano quasi un orso e gli occhi da rapace sembrano voler rimarcare la sua affinità con gli animali predatori e una vita selvaggia. Sia Shan Yu che l'imperatore sono sovrani rispettati dai sottoposti. Non vediamo mai nessuno di loro alzare la voce con quelli di rango inferiore. Certo, hanno due metodi di governo radicalmente opposti e nessuno può negare che nel cuore di Shan Yu ci sia molto più che un pizzico di sadismo e crudeltà, per esempio esposto nella scena dei messaggeri, ma è anche vero che in una società come quella degli Unni essere spietato poteva fare la differenza tra il vivere e il morire. Inoltre, quando finalmente i due si trovano faccia a faccia, i loro caratteri diametralmente opposti vengono a galla. L'imperatore resta immobile, quasi indifferente alle intimidazioni, solido nelle sue convinzioni e non mostra la benché minima traccia di paura o di altre emozioni. Risponde al nemico con voce ferma, parlando per aforismi, mostrando la sua saggezza. Al contrario, Shan Yu è agitato, brusco e aggressivo, e le sue emozioni sono tutte manifeste e feroci. La prima cosa che fa è estrarre la spada con la quale minaccia il suo rivale, sfoggiando il suo potere per mezzo della violenza. È visibilmente perplesso e turbato dall'atteggiamento calmo e distaccato dell'imperatore, poiché la calma e il rigore sono concetti a lui estranei, abituato com'è alla vita brutale e collerica. Solo da questo momento si avrà lo scontro con Mulan, e soltanto perché Shan Yu la riconoscerà come il soldato che lo sconfisse sulla montagna. Qui scaturisce una vera lotta, mossa da qualcosa di personale, trascendente la pura conquista del potere, ovvero il sentimento di vendetta. La fine di Shan Yu è altamente metaforica, siccome mette in atto il discorso di prima, ovvero l'elemento bestiale dell'uomo, sconfitto dal progresso. Durante la lotta, infatti, Shan Yu e Mulan non combattono alla pari, poiché lui è armato di spada e lei di ventaglio, ma con l'uso sapiente, anche un oggetto innocuo diventerà un'arma in grado di sopraffare l'avversario. Ce l'ha insegnato MacGyver. Si noti, tra l'altro, che Mulan non userà la spada sottratta all'Unno per ucciderlo. Tale oggetto, simbolo di brutalità e bestialità, servirà ad inchiodare Shan Yu al tetto, quasi a voler comunicare allegoricamente che gli strumenti di violenza impediscono all'animo umano di progredire, relegandolo in una posizione statica. Sarà invece il fuoco d'artificio, ovvero l'avvento della luce e del progresso, a porre fine a tutto ciò che Shan Yu esprime, in una fulgida esplosione che illumina la notte. A dare forza a tale visione sono anche le due spalle che affiancano i personaggi. Non per niente il miglior amico di Mulan è Mushu, un drago che nella mitologia cinese rappresentava lo Yang, la forza benefica, positiva e fortunata, votata alla luce, ossia l'intelletto, una creatura non reale ma sfociata dalla fantasia umana. Mentre dalla parte di Shan Yu c'è un falco, un predatore che manifesta la forza vorace della natura. La sua potenza concreta è finalizzata allo scontro per la sopravvivenza. Nella lotta fra Mulan e Shan Yu non duellano due avversari, quanto due ideologie contrapposte. A riprova di questo, dopo la sconfitta del capo degli Unni, ovvero di tutto ciò che era retrogrado, incivile e animalesco, l'imperatore concede a Mulan una posizione di prestigio, fino ad allora negata alle donne. A voler dimostrare come la precedente forma sociale, che vedeva il ruolo femminile relegato a pochi compiti servili, è stata abbandonata a favore di un modello più progressista ed equo.